Buonasera a tutti, ben ritrovati qui alla Biblioteca Civica Simpliciana. È il secondo appuntamento della rassegna letteraria Incontri d'autunno. Dopo la serata inaugurale che abbiamo realizzato a Cagliari, una serata dal titolo Sarebbero stati 70, serata in ricordo di Sergio Azzini, una serata organizzata nell'ambito di un partenariato tra la Biblioteca Civica Simpliciana, la rassegna letteraria sul filo del discorso e il Festival Dialoghi di Carta 2022 organizzato dall'associazione La Fabbrica Illuminata. La rassegna ritorna qui ad Olbia. Lo facciamo insieme ad Ivan Ponsano, che ringrazio di essere qui questa sera con noi. Grazie a voi. Che presenterà l'ultima sua fatica dal titolo Folie allo telefono, pubblicato da Tafros editrice, la traduzione in gallurese del libro Favole al telefono di Gianni Rodari. Le illustrazioni del libro sono a cura di Simone Sanna. Saluto anche Alessandro Mazzullo, che questa sera accompagnerà Ivan Ponsano nelle letture, l'accompagnerà con la chitarra durante le letture di alcuni brani del libro. Vi dico semplicemente che la rassegna è articolata appunto in 5 serate, ci saranno ulteriori 3 incontri, proseguiranno giovedì 20 ottobre con Filippo Pace, che presenterà il libro Raccontiamo ancora quest'ultima estate, e ancora il 27 ottobre con Meggi Lorelli con il libro The Human Show, ed infine venerdì 11 novembre Francesco Cossu presenterà il suo ultimo romanzo giallo dal titolo Fuori corsia. Lascio la parola ai nostri ospiti e vi auguro a tutti una piacevole serata insieme a Foli allo telefono. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Si sente? No? Sì, si sente. Dunque, oggi è 13 ottobre. Fra 10 giorni esatti sarebbe il 102esimo anniversario della nascita di Gianni Rodari. Gianni Rodari è stato uno dei più grandi scrittori per l'infanzia, non soltanto a livello nazionale, ma a livello internazionale. Sollevo un po'? Ecco, avviciniamo. C'è una tradizione nell'insegnamento anche nella didattica, ecco, perché insieme ad altri grandi, a partire da Maria Montessori, Don Milani, Carlo Manzi, Mario Lodi e altri grandi autori italiani, Gianni Rodari ha dato un'impronta creativa a tutta la didattica che poi è stata utilizzata nelle scuole. La maggior parte di questi personaggi, non so se avete notato, ma sono al maschile. A parte Maria Montessori, però sono al maschile. Però in realtà io credo che Ivan sia d'accordo nel voler dedicare anche questa serata, è sparita la voce, questa serata al corpo docente femminile, perché prevalentemente le insegnanti sono... Come no, ma immediatamente un applauso dedicato a tutte le insegnanti. Perché non sempre viene riconosciuto il fatto che il mestiere di insegnante è tra i più logoranti al mondo. E qui in Italia neanche è abbastanza considerato. E non riconosciuto, non sempre riconosciuto. Quindi grazie a tutte le insegnanti e buon lavoro per il futuro. Dunque, noi abbiamo pubblicato qualche titolo interamente in lingua gallurese e un solo titolo in lingua logudorese, ma ci teniamo in particolare alla lingua gallurese perché proprio dagli esordi di Tafros con le opere di Quintino Mossa abbiamo cercato di mettere in evidenza quella che è la cultura tradizionale di questo lato nord-orientale della Sardegna, no? Con particolare attenzione alla lingua, appunto. Per cui io ringrazio Ivan per aver voluto iniziare questo percorso proprio con la traduzione di un'altra grande opera, Pinocchio. Pinocchio, certo. E quindi è stata un'impresa anche per Simone, che ovviamente ha corredato il libro con le sue illustrazioni. Però non si è fermato, Ivan ha voluto andare avanti, per cui ha proposto
ha proposto di continuare con Foglio al telefono, quindi omaggio a Gianni Rodari. Perché la lingua gallurese? Qui se andiamo ad aprire il discorso linguistico non ne usciamo più. Intanto però, siamo in Gallura. Siamo in Gallura, quello sicuramente. Certo. E siamo galluresi. Certo. Perlomeno io. Io sono guisulano di Maddalena, ma siamo là. La famiglia è la Mattessi. Sempre in Gallura. Quindi... che cosa è stato fatto? Ivan mi ha proposto la cosa, immediatamente si è posto il problema dei diritti, perché sì, la pubblicazione originale è stata pubblicata da Einaudi. Ho visto che hai portato l'originale. Questo è l'originale, Einaudi. Esatto, degli anni 70. Quindi ovviamente i diritti letterari dell'opera appartengono oggi agli eredi di Gianni Rodari e appartengono però comunque anche alla casa editrice Einaudi, per cui sono stati chiesti i diritti che sono stati concessi e abbiamo affrontato il discorso della pubblicazione, certo, che è durato un po', c'è stata qualche peripezia, eccetera. Però c'è stata la pandemia di mezzo, il lockdown, sì, quindi infatti, comunque momenti di blocco quasi totale. Infatti l'intenzione era quella di uscire proprio per il centenario della centenario che arriva nel 2020, non ci siamo riusciti. Però purtroppo non è stato possibile per via dei blocchi che conosciamo bene tutti quanti, però comunque è rimasta sempre l'idea, non appena le condizioni diciamo emergenziali e di salute della popolazione insomma sono migliorate, abbiamo immediatamente riaperto il discorso. Sì, allora la traduzione se l'è curata tutta lui, però a un certo punto c'è stata l'esigenza di un confronto anche con chi ha approfondito lo studio della lingua gallurese, ha approfondito a tal punto che sta per uscire con una grammatica ufficiale della lingua gallurese. Sto parlando di Emilio Aresu, che più di tutti gli altri studiosi della lingua in generale ha affrontato molto, ma molto seriamente questo discorso. Come vi siete trovati con Emilio? Beh, intanto l'ambiente di chi bazzica un po' la passione del gallurese scritto è abbastanza ristrettissimo, pertanto un po' ci si conosce tutti quanti. Il riferimento principale per chi ha idea di pubblicare qualcosa in gallurese è a Olbia sicuramente Tafros. Prima di conoscere personalmente Dario conoscevo l'editore, quindi sono andato a colpo sicuro a proporre a lui un progetto spericolato per me all'epoca. Tradurre il Pinocchio è un lavoro abbastanza lungo, quindi nei ritagli di tempo con il lavoro, la famiglia eccetera non è stato uno scherzo, però l'ho fatto perché la passione è quella lì, pertanto mi ha appoggiato immediatamente. E poi comunque nell'ambiente prima o poi ci si aggancia, ci si conosce. Mi è capitato di conoscere Emilio perché Emilio Aresu, che fra l'altro oggi sarebbe stato con noi ma è fuori in Inghilterra, insomma è fuori dall'Italia per motivi personali suoi di famiglia, ma e lui mi ha intanto ha pubblicato già dei libri che riguardano non solo il gallurese ma le origini del gallurese, una sua proposta teorica delle origini del nostro dialetto, e mi ha proposto anche di discutere con lui la grammatica stessa, la grammatica che è un'opera molto articolata, che va molto nel dettaglio, che finora mancava. Ci sono dei testi di riferimento del Corda per esempio, ma sono delle piccole delle pillole di grande sapienza concentrata. La grammatica di Emilio invece no, è molto più precisa, ha un suo rigore sintattico, grammaticale, che a me ha concesso di mettere a fuoco il discorso del rigore del gallurese, delle regole che condivido ed applico adesso nella scrittura. Del Pinocchio no, era un gallurese un po' così, un po' anarchico, tutto mio. In Foglio al telefono no, quindi questo lavoro se non altro è appoggiato su un binario che va verso, speriamo, un tipo di gallurese scritto che può essere anche da apripista, speriamo, se me lo auguro, per altri scritti che ci attendiamo. Sì, questo in effetti possiamo dire che è la prima opera in gallurese
scritta secondo i criteri che diventeranno riferimento ufficiale della lingua gallurese considerata come lingua minoritaria nell'insieme delle lingue sarde. Sì, quindi sono d'accordo. negli uffici dedicati alla linguistica in tutti i paesi della Sardegna saranno adottati vari standard, ma io credo che questo sia intanto è già però questo secondo me è il più preciso. Ma non lo so, questo non lo so. Il fatto è che lo sforzo va nella direzione di cercare di mettere a punto il più possibile il gallurese scritto. Adesso gli strumenti ci sono, c'è la grammatica che è imminente, l'uscita è proprio imminente, doveva uscire insieme a questo, ma quello è un tomo da 500 pagine, quindi è un pochino più complicata la stampa, eccetera, eccetera, comprensibilmente. Però come dire, non so se avrà la fortuna che gli auguro che abbia fortuna, ma sicuramente non si potrà fare a meno di considerare questa nuova grammatica, secondo noi considerare queste regole del gallurese. Il gallurese è una lingua molto ricca, ricchissima, non sembrerebbe, ma è molto ricca. È veramente ricca in modi di dire, rimane in tutta la Gallura le varianti fra un paese e l'altro, discutiamo con altri amici di altri paesi eccetera, una parola si dice, noi la diciamo così, voi la dite cos'ha, e questo non divide ma semmai aiuta a considerare il dialetto come una cosa viva, che però poggia su solide basi linguistiche. Quello che cambia sono magari alcune finali, cambiano alcuni modi di pronunciare diverse parole, ma la sostanza del gallurese rimane solidissima. Pertanto siamo fiduciosi. Bene, ma che dici se proviamo un saggio, un inizio di lettura? Allora sì, capire se no che presentazione è, giustamente, giusto. Bisogna anche vedere, speriamo che siano tutti gallurofoni e se no ci scuseranno. Comunque pensavamo di cominciare a fare la lettura di 4 o 5 di questi fogli allo telefono, che sono comunque delle favolette abbastanza brevi. Noi cercheremo di scandire bene le parole nella lettura per far sì che venga colto il più possibile del senso. Cosa succede? Ci introdurrà musicalmente il chitarrista musicista Alessandro Mazzullo, e nel frattempo intercalerà anche lui un tappeto musicale adatto, diciamo, alla lettura, e direi di cominciare. Invito sul palco Margherita Lecca che introdurrà le nostre favole. Un applauso a Margherita. Allora, grazie per l'applauso. Io non sono una lettrice professionista, però sono gallurese madrelingua. E quando Ivan mi ha proposto di leggere la favola, mi è venuto veramente tanto da ridere, perché avete sentito che io di cognome mi chiamo Lecca. E vabbè, ognuno, insomma, voglio dire, nessuno è perfetto, come dire. E Ivan mi ha proposto di leggervi Lu Palazzo di Gilatu, quindi il palazzo di gelato. Cosa si fa al gelato? Cosa si fa al gelato? Si lecca, appunto. Allora, ho sempre pensato, chissà perché, dico, ma chissà se i miei antenati avevano inventato il gelato, ma questo l'avevo pensato prima che Ivan mi dicesse di tradurre la favola, quindi oggi mi è venuto tanto da ridere, perché l'ho trovata una di quelle cose un po' paradossali, è un po' tipo qual è il colmo per un pizzaiolo, tipo avere la moglie che si chiama Margherita, mi chiama anche Margherita. E perciò adesso accontentatevi della mia lettura, che faccio molto volentieri, perché Ivan è un mio carissimo amico, siamo stati colleghi, ma poi siamo rimasti amici, che non è sempre semplice. E quindi vi leggo Lo Palazzo di Gilatu. Grazie. Un anno in Buduni fesine un palazzo di Gilatu proprio in piazza di Iesia, e li steddi iniano pure dali custodi da longa a dargli una liccatedda. La cupaltura era di piccio dulci, l'uvumo dali culumigni era di zucchero filato, li culumigni mattessi erano di canditi, tutto l'alto di Gilatu, gli anni di Gilatu, li muri di Gilatu, la mobilia di Gilatu. Uno stidetto minineddu s'attacchesi a una banchitta e li licchesi l'anchia una a una, finza accanto non li valesi innanto con tutto lo stigliamo, e li piatti erano di Gilatu a cioccolato, lo più buono. Una guardia di lu comunu
tutti in uno s'avvidisi che un balconitto era pascagliassi. L'itri erano di gelato di fraula e si sciudiano i ventisi in riareddi rosa. Accurriti lestri, a voci la guardia, feti lestri, aio! E tanto tutti a leccà, panno la canda manco un guttiglio di chissà dulciura maragliosa. Un catrioni, acclama una chiaredda meschina che non podia farsi loco in mezzo a chissà allegra ratatuglia. Un catrioneddo pa una chiaredda, cammi la reca, con i braccioli, mire, se è possibili. Tanto, un pompiere di Boncori li pultesi un bello catrione di gelato di crema e pistacchio e la povera chiaredda, beata e dicciosa, a bocca di saori, comincesi a leccalla proprio dai braccioli. Stesi una bella giornata a vero, chissà, e pa ordini dello dottori a nessuno se li punisi dolor di mazza. Ancora vali, quando li steddi domandano alto gelato, li manni sospirani, e tambè, palte vignolaria un palazzetto in treu come a chi di Buduni. Grazie. Grazie Margherita. Allora, io ho provveduto a fare una cosa. Tutte le favole di Gianni Rodari descrivono fatti accaduti in Brianza oppure in Toscana oppure a Roma oppure a New York, eccetera eccetera. Quindi io ho colto questo. Il messaggio di Gianni Rodari sta nel contenuto, anche se richiama varie località, in realtà quel tipo di messaggio non è legato a un posto specifico, va bene per tutto il mondo, quindi va bene anche in Gallura. E io ho contestualizzato tutte le località richiamate nei racconti, nelle favole di Gianni Rodari in Gallura. Quindi ho utilizzato ovviamente tutti i paesi della Gallura, tutti quelli autentici e alcuni anche inventati da me. Pertanto, questa che leggerò adesso è Lu Palazzo di Scuncià, che serve il palazzo da rompere, che è alla pagina Palazzo di Scuncià, nella pagina 13, che si svolge a Olbia. Una volta in Terranova, la gente ha cuidato manno, perché gli stedi erano avvizzati a scunciare ogni cosa. Non fai demo degli spiantelli degli calzari, degli calzoni e degli bussittelli di scuola. Fiaccani li itri, iucendalo palloni, fiaccani li piatti in banca e li tazzi a lucideri. E non fiaccani li muri solo a cagione di luvatto che non ne acculto qualche malteddo di poter trattare. I genitori non sapevano più cosa va o cosa di, tanto s'avvocchesi nello sindaco. Punimo una multa? Propunise lo sindaco. Grazie a Beddo, disero i genitori. E da poi le di pacca a noi, cinciari e tutto. Manco male che in Terranova vi sono dei ragionieri. Ve ne uno d'ogni 3 passoni. E tutti facciano i ragionamenti belli un bè. Lo meglio di tutti i ragionamenti era la ragione Pulpedda. Un uomo Iammanno che è un bel di nipoti e un bel di esperienze, duglietti e trasti troncati. Tanto piddesi pinne e paperi e si pruese a bucare conto di li danni che facevano gli stedi in Terranova. Fendi in chi livrini le pezzi buoni a chi da manera. Ne scisi un conto scalmentoso a beddo, millanta tamanta 14 e 33. Con la metà di questa cifra, sprichesi Pulpedda, potemo fraicare un palazzo mannu di destinare gli stedi per fare l'annillo in midi pezzi. Se non sanano in questa maniera, non sanano più. La proposta fusi accettata e lo palazzo pisate in 4,48 e 2 deci. Alto 7 piani, a 99 stanze, ognuna piena di mobilia e d'ogni mobili barrio di Stigliamo e Cinciribridoli, che ne con tali specchi e le scelte di Lelandini. La dì di l'inaugurazione, ad ogni steddo li desini un malteddo e allo segnali di lo sindaco, gli anni dello palazzo di Scuncià fusini a balti sbarracati.
Chi lastima che le telecamere della televisione non arriesino a tempo per trasmettere lo spettacolo. Li chi l'hanno visto con gli occhi suoi, e inteso con le orecchie suoi, pone a tistacchi paria di ogni aldia. A terza guerra mondiale. Chi si stedi a tutta vua passando di stanza in stanza peggio di l'esercito d'Attila. Fesini a pia punga lu chi piddani di petto. Li ciocchi si intendiano in tutta la gaddura e imita il locudoro pure. Sti ditti longhi canto la coda ad un ghiatto, arraldati al mare manni canto taulara. Dendisi a spanticalli finza a turralli un montiglio di sciappeddi. Stedi dell'asilo, bidditti, aggraziati, intellettu rosa e cilesti, punendi a ficcumanno a pistali silvizi di ciccarelli di caffè, fendili in pulvara pa imbianchittassi lo muccichili. A sera non è filmata in tre a manco una ciccara chiuna. Alla seconda di si sono cappati li catrei. Alla terza dini li stedi affrontesini le mura in cimento e cantoni, paltendi dall'ultimo piano. Ma quando riesiano lo quarto, stracchi molti e barri di polvariccia come i soldati dei Napoleoni lo deserto, spunisi nell'alme. Erano turrati d'ognuno a casa soia, all'osaica saica, appuntidenti mali. Che ne è manco la volza di cinà. Hanno avuto lo sfogo che disiciani. Palduto il gusto di viecà sia cosa, e di colpo resini delicati, li cireddi come li parabattoli, tanto che reni potuto iucà pallone in una minda di tazze in cristallo, che ne sbicculanni mancuna. Lo ragione pulpedda fesi lo conto. Comprendi che la città di Terranova ha avuto un risparmio di 2 stramilioni e 7 centimetri. Lo che filma in piedi dello palazzo di Falanni, lo comune, lo la chiesa e i cittadini per farne lo che volevano. Tanto la scena del passuneddi in vestiri, col batte e spicchitti, giudici, nottari, amministratori comunali e torronai, armati di punta e mazzetta, andando a sfraicare da un capone all'alto per 3 gianni. Pistendi pista chi ti pista che ad ogni falata di mazzetta si intendiano i più giovani. Invece di piddarsi alla mala con la mudderi, dicevano in allegria, invece di stirare la coda allo iatto, fiaccare i piatti dello Silvizio Bono, regalo di mammai Dominichedda, e tanto a tira che tosta maltiddate ambulatura. Allora Giuseppe Pulpedda, in segno di eterna gratitudine, la città di Terranova gli fece una bella midada con un buco di prata a mezzo. Allora se ne fugge, 49. Grazie Alessandro. Io volevo sottolineare un attimo la delicatezza della lingua gallurese. C'è un qualche cosa che trascina, ricorda un pochino il brasiliano, il portoghese. C'è una sonorità particolare nel gallurese. Sì, perché manca quella componente gutturale che magari è propria di altri dialetti, esatto, bellissimi, intendiamo, ma meno musicali, diciamo così, meno musicali. Questo è, secondo me, un grande valore aggiunto del dialetto gallurese, avendo gli articoli con la L, utilizzando moltissimo la L,
tende ad addolcire le frasi e renderle musicali, più ritmate. È molto cantabile, ma è anche recitabile. Adesso mi piacerebbe leggervene un'altra molto carina, anche questa ovviamente contestualizzata nelle zone nostre. Devo fare una scelta perché sono un'ottantina e non sono tutte quante, voglio dire, cortissime. Vediamo. E ve n'è una ambientata a Sant'Antoni? Sant'Antoni è richiamato, ma non c'è proprio... È richiamato, comunque c'è anche Sant'Antonio. C'è Sant'Antonio. Qualchiamo un ospite, Sì, è venuto la apposta. giurista, la salutiamo, a Maria Paola. Maria me l'ha perduta. Dei giornalini. Lunasu che se ne fuggi. Lo signor Grugol ha fatto lo conto d'un naso di Buddusò che se ne andava banditendo in carrozza e ne combinati tutti i colori. Un fatto sumidante dice che è successo in Loi di Porto Santo Paolo. Una mattina, te conto, è successo vero. Una mattina un uomo che sta lì a cara a cara alla banchina onde si pidalo vapori, Porto San Paolo ve lo porto, si ripisesi, andesi in bagno per farsi la barba e lo figliolasse allo specchio, vi la fesi l'urlo: aiuto, lunasu meu! Lunasu, mezzo alla cara, non vera più. Allo posto so io vera tutta una cosa liscia. Chi domo un canottiere mutandi com'era, corrisi a grida allo balcone. A tempo per vedere Lunasu scendi in la piazza, piedendo alla banchina, scansendi la gente che era in balchendi per andare a taulara. Paretilu, gridesi l'uomo. Lunasu meu, mi l'hanno furato. La gente si lo figliolà appunto in su e ridia. Ma vanno furato Lunasu e vanno laccato la cuccara? Cosa rende curiosa me? A chi dopo ora cristiano non filmesi che fa là la piazza a corri Lunasu fuggendo sinni. E lo stanto si teneva un calore in cara come che avesse avuto un risfrio. A Dolomanno a Riesi a voi scappati, come diciamo noi, come si dice. Lo vapore era appaltuto dalla banchina. Tanto l'uomo con coraggio si imbolesi a mare passo Itallo. E la gente, i turisti in punta alla barca gridando aio. Ma la barca gli ha preso vua e lo comandante non aveva l'intenzione di tornare diretto a imbarcare che era nel ritaldo. Aspettate l'alto vapore, li gridò i marinai, ve ne è uno d'ogni 3 ore. L'uomo mischino, disaminato, era per tornare allo porto. Quando tutti in uno gli disi Lunasu soio che sti ruta una mantellea, come Santo Giulio e la leggenda, erano ai kendi a poco. Dunque, non hai imbarcato il vaporetto, hai dato solo a vedere, gridesi l'uomo. Lunasu figliola fisso da Nanzaiddu come un vecchio marinere venuto, e manco si zinichesi. La manta era sai casaica appicciudea che pareva una medusa. Ma onde sei andendi? Gridesi l'uomo. Lunasu non rispondisi e lo patrono me l'ha avventurato. Si punisi lo cuore in pace e giungisi nato alla banchina di Porto Santo Paolo. Da poi, passando in mezzo alla gente figliulendi, tu resi a casa soia, dendi ordini di non la ca entrare nessuno. E tanto passa lo tempo a figliuola allo specchio che da cara che nanaso. Calchi di da poi, un pescatore ti rende negli rezzi da mollo, agattesi Lunasu bandoleri che era andato a fondo per chi la manta e un bel di stampi. E lo pultesa lo marcato di Porto Santo Paolo a vendì. La modere di Chidomo, che era lo marcato per pedalo pescio, e disi subito Lunasu, bello assentato a coltelli spicoli e alorati. Ma che sto è Lunasu di mio marito? Disse spantata la femmina. Uai, detemillo che vi lo porto subito. È uno solco di calisia, disse il pescatore. E io l'ho pescato e ve lo posso dire. E accanto, a peso d'oro, ya si sa, è un naso, non è un muzzulo, no? La femmina corrisi a fulmare lo marito. Dalli lo che voglio un naso mio. La moglie fece lo conto che vile un bel di dinà, perché lo naso
era manna bello. Violini 30.000 franchi, 13 anni e mezzo. Papà un insieme la cifra, si duisi in di pure i pindini. Quindi, ma siccome lui aveva bello, si sacrifichesi che ne appena sinni. Comparesi lo naso, lo imbulichesi non mi calori, lo portesi a casa. Un naso si la chiesi portà, sai, non si ribedesi manco quando lo patrono pedesi in mani giunti trema. Ma perché te ne sei fuggito? Cosa ti ha fatto di mali? Un naso si lo figliolesi tra esso e le disi: Ascu, non puniti mai più le dita in lo naso, o allo manco tagliati l'ugni. Le persone di Porto San Paolo non se lo ricordano questo fatto. È successo, No, ma il suo non è abbastanza grande. Vabbè, allora lo tenga bene, perché vede cosa può succedere. Rodari. Magari. Tannetevi l'ugni pal caritai, che può succedere cosa così. Benissimo. Poi... No, magari chiediamo al pubblico, soprattutto alle insegnanti, che cosa possono trarre da questa traduzione. Cioè, pensate che sia possibile un intervento didattico, un po' come è stato fatto con un progetto di qualche anno fa, con un'opera di Francesca Ruiu, La stria buchi tolta, che in effetti è stato il primo libretto in gallurese per l'infanzia, è stato quello, però ancora non era suscettibile di delle variazioni e della correzione della grammatica. È stato un bellissimo progetto perché prevedeva la realizzazione di un ebook interattivo, quindi addirittura passando dalla tradizione, dalla lingua tradizionale, arrivando agli strumenti che oggi si usano. Noi siamo proiettati verso il futuro, siamo qua proiettati apposta. verso il futuro, ma per un utilizzo intelligente però degli strumenti elettronici. Ma Gianni Rodari, secondo me, il suo luogo di elezione è la scuola, in mezzo ai bambini, ancorché il messaggio che è insito nella... ricordiamo che Gianni Rodari non è solamente uno scrittore per bambini, è stato un giornalista intanto, è stato anche un maestro per un breve periodo, ma i suoi scritti sono parcheggiati a fianco a Bertolt Brecht e a Lee Masters, per esempio, nella collana Gli Struzzi, se non sbaglio, di Einaudi. Quindi giace in biblioteche comunque importanti. Detto questo, per assolutamente non voler politicizzare il messaggio, non si tratta di questo, ma i valori che sono portati da Gianni Rodari sono quelli universalmente riconosciuti e che non è possibile non accettare. Ovviamente il pacifismo è assolutamente contro la guerra, traspare in ogni sua pagina, l'inclusione sociale, e questo già basterebbe. La fantasia e la creatività è il valore aggiunto che si addice perfettamente in un ambiente popolato dai bambini. La sua lezione comunque servono a tutti noi. Sì, no, l'introduzione di scene surreali che per i bambini sono normali. Cioè, i bambini, noi quando eravamo bambini pensavamo delle cose assurde, non concepibili, no? E lui semplicemente le ha ufficializzate. Sì, certamente le ha messe per iscritto con una tale leggerezza che sembra di essere davvero in un mondo fatato, ci precipita in quel mondo lì, ma tuttora il libro delle favole del telefono, che conosco sin da bambino, mi ha sempre accompagnato lungo tutta la mia vita, il suo messaggio è sempre attuale. Mi viene in mente la lettura che è riferita proprio a una bambina che a scuola sbaglia a fare un'operazione. Abbasso noi, una divisione. Ma Talinedda faceva le divisioni. L'3, l'13 vi sta 4 volte, con il resto d'uno. Scrivo 4 con il ripolto. 3 pa 4, 12, all'13 1, abbasso noi. Ah, noni! Urrulesi a questo punto noi. E com'è?
Li scisi a Matalinedda, meschina. Tanto lei con me, perché hai detto abbasso noi? Cosa ti ho fatto di male? So che forse un bandito? Ma io... mi immagini, io erai la scusa pronta. Ma io non me la posso pagliare lo mattessi. Poi di abbasso lo brodo di dadi, abbasso lo sceriffo e magari pure abbasso le avrita. Ma perché proprio abbasso lo noi? Scusate, ma di la verità non mi pare quando so che fai denti, non è buona educazione. Io so con una semplice cifra e che se sia il numero di 2 cifre è buono che mi può mangiare le maccheroni in capo. Ma ancora io ho la mia dignità e voglio essere rispettato. Prima di tutto dagli stedi che sono ancora muccico valenti, ad ogni maniera. Abbassa lo muccichilitoio, abbassa la crista allo iardo, ma là che mi sta. Imbadinata e assustata, Matalinedda non abbassesi lo noi. Si fa disi la divisione e pedese un voto zuzzo. Alle volte non è proprio il caso di essere delicata a bello, In questo caso questa è dedicata a una ragazzina, una ex bambina qui presente. Non facciamo allusioni di nessun tipo. Lei ha capito chi è. Una che mi è sempre piaciuta perché mi ha fatto sognare effettivamente certe circostanze raccontate nelle favole di Gianni Rodari è questa, che chi di voi se la ricorda è la corriera numero 75. Questa corriera che, riassumo, devia dal tragitto naturale delle persone a bordo che devono recarsi al lavoro, e tutti lì per lì si chiedono un pochettino: ma come mai, dove sta andando, cosa succede? Poi quando si ferma in un bel prato, in una bella giornata, allora si rilassano un po', scendono e cominciano a giocare. Poi la corriera si riaccende da sola perché non è l'autista che la porta, l'autista si arrende e dice: no, non è colpa mia, fa tutto da sola. Scendono a giocare, si rilassano, quando si rimette in moto da sola tornano su e vanno a lavorare e si accorgono però di cosa è successo, e la sorpresa è grande. Ma non era dell'Arst, no? No, questo è di più. La corriera numero 75. Una bella mattina la corriera numero 75 in partenza dalla tanca di Lupiru, andando a Luttara a Petricato, invece di fare la pamminda sfultulata come avrebbe dovuto, pedesi palo Vascaglio e inchisso alla cansata a Manimanca in direzione Stazzola Vrigiola, e da poi di tanti minuti si dise tutti in uno correndi li cussoggi come un lepparo scappato. Gli viaggiatori a chiss'ora, che erano quasi tutti andando a travagliare, si erano leggendo i giornali, talenti chissi che non naiani, ucciulendilo da culto. Uno zio che indendo di pagina pisesi l'occhio momentedo. E gli lesi a fora e vi l'avese una papata. «Oh, Carrolanti! Cosa sta succedendo? A traditoria ci hai portato a Chinci!» Finse l'altri passeggeri pisesi in occhi dalle giornali e tanto li casci stesini come un coro a Tagia arraiolito. «Mica chi sta lasando per le spiagge la marina, mi! Cosa lampo e fendi lo carretteri?» È scasciato di cialbello. «Lietilo, paldeo! Carrazza di Silvizio, me!» «Solo noi manco deci e agli noiosi di costare alla fontana di Padualga che v'è uno stallo che naglio di bucà», disi a Bocimando uno zio che all'uesso sarà stato un casiddaio. «Si dovrei a Puccioni Bulato vi denunziglio, Chiddu mischino provò a difendissi, giurendisi che non sapeva nulla e che la corriera non rispondia più alle comandi, ma era vendi a caposoio. Ed infatti in questo momento la corriera la chiese lo sfalto e andese a filmarsi a prima entrata ad un bosco bello, fresco e profumato. «Wow, mi lo ciccio cuioato», disse una femmina tutta contenta. Poi mi dite chissà cos'è lo ciccio cuioato. È il momento di pensare allo ciccio cuioato, vale, mi fece lo casillaio.
non importa, disse la femmina, a raggio arriattal dall'utrapaddu, marana brià, ma lo mattessi perché già che vi so ma io da codillo ciccio cuiuato. Saranno i 10 anni che non ne uno. Falesi dalla corriera, pienendesi le pittorri con la frina pedda di chissà mattina curiosa, e si punise a fare un mazzuleddo di ciccio cuiuato. La corriera non ne manco l'antesa di torre a partire, tanto uno infatti l'altro gli agliatori si ne falesini, a fa 2 passi o a pipparsi una sigaretta in pace. E pallo stanto la chiesi in un murrugno. Mi uno con la margarita e la bacchiglia della casacca, e mi un altro buchendi una fraula resta e buciendi. La giauta a vale li pongo un papiretto con il nome mio, quando è completa vengo a più 1000, E avere un buchese da usciaccara un papiretto con un sticcolo punisa a fianco alla fraula. In alto era scritto Signor Saltaina Mario, si chiama così. 2 parroncelli che non erano in servizio fesi in una padottola con i giornali e pedesi una giocare a fubba. D'ogni toccata di palloni era milla. Alla fine di Luconti non parieni manco più chi si passeggeri che volevano scompilo carrolanti tanti minuti innanzi. Uno da poi a una pedamela di pani con lo avrissa, posato, vendesi uno spuntinetto, sireno. Attenzione, ste di me, disse a un certo punto lo casiddaio. La corriera, si ne kendisi appena, era paturra a partire a poco. D'ognuno fese a tempo, alza, e a ultimo stesi la femmina di Luciccio Cuiuato, a crama. Ma così non andava bene, era cominciando a dir temmi, era cominciando. Che ora ci sarà? Qualche uno per i contesi. Oh, iai, sarà tal da bello. Tutti a figliolare l'orologio, ma per spantomanno l'orologio segnani sempre li noi manco 10. Si di che in questo tempo di disvio la campagna li lancetti non avevano camminato. Stesi tempo regalato. Uno cos'è da in più, come quando comparigli l'oa di Pasca e dentro ve lo iocchitto. E come può essere, si diceva la femmina di Luciccio Cuiuato. Lo stanto che la corriera era torrendo l'utretto suo. Tutti maravigliati. E mica erano il giornale sotto al naso e la data era chiara bello. La di era la di 21 di marzo. La prima di brano d'ogni cosa è possibile. Ma questo Ciccio Cuiuato, vuoi spiegato? No, io voglio sapere se qualcuno lo sa. Un applauso a Salvadori. Allora, aspetta, La Valle vi do conferma. 95. A Massi Cicchendi la traduzione in italiano. Come questo qua? La conferma che qui è Rodari Docet. Confermiamo l'applauso a Salvadori. Il ciclamino. Palomanco, io non ho avuto altra traduzione, mi sono conformato perché è possibile, pure che sono, lo so, come la margarita. Però io ho cercato di informarmi perché non mi intendo molto di botanica, ho sempre vissuto in città, quindi purtroppo la campagna mi manca come ambiente di vita. Però non ho trovato nessun'altra traduzione. C'è in un dizionario, io ne frequento almeno 5 o 6 di dizionari di gallurese, e almeno un paio mi hanno dato questa conferma. E quindi Salvatore come Cicibacco, per questo Ciccio probabilmente non mio. È possibile ancora chissà, è possibile. No, già fatto. Vogliamo intermediare qualcun altro, poi facciamo l'ultimo. No, a me farebbe piacere se il pubblico avesse qualche curiosità da soddisfare. Sì. Argento. Pratta si dice pratta come argento. Si può dire anche agliento, però pratta è uno spagnolismo, naturalmente, è uno spagnolismo perché è plata, plata. Però sì. E quindi la medaglia col buco d'argento era il regalo che il sindaco di Olbia, non questo, uno precedente,
aveva regalato al ragionier Pulpedda per il servizio svolto. Eventuali altre curiosità che possono... Prego, mi pare che la signora aveva da dire qualche cosa. Sì, effettivamente che, insomma, io queste favole le conosco sin da bambino, sì, ho un'idea, me ne piacciono tantissime, non tutte, però ce n'è una che è un po' triste, non tutte le favolette di Giannino Nodari sono a lieto fine, qualcuna, diciamo, ti lascia un po' con l'amaro in bocca, quell'amaro che però ti obbliga a ragionare su, quindi è un amaro buono. E ce n'è una che allora magari no, non fa piangere, però mi piacerebbe leggerla. Aspetta un attimo. Gli spicchietti. Vediamo. In questi tempi diciamo che purtroppo le cronache ci riportano delle immagini piuttosto tristi. Insomma, in tutte le epoche esistono effettivamente questi momenti di crisi fra i paesi, eccetera, sgancio di bombe, immagini strazianti alla TV. Comunque, Giacomino di Cristallo. Giacomino di Cristallo. Una volta in una città a Longa Beddu inizia lo mondo uno steddu chiaro chiaro. Tanto che tra esso diddu si potiede come a tra esso di l'aria o di lea. Era un carreossu e paria di itru, e Sidu Cascano si faceva in pezzi, ma lo più si faceva un burruglione chiaro chiaro un capo. Si dea lo coriceddu a ciocchitti, si dea nell'iso pinseri natendi come pesciareddi colorati in lea marina. Una volta, per sbaglio, lo steddu disi una faula. E subito la gente pudisi come una boccia di fuoco confronti. Tu resi a di la verità e la boccia di fuoco sparisi. Ma tutta la itasoia non disi mai più fauli. Un'altra volta un amico gli confidese un segreto. E subito tutti disini come una palla niedda rudulendili che una risetto a pittorra. E lo segreto non fusi più un segreto. Tutti lo podiano idea. Lo stedo crescisi, d'intesi un cianotto, da poi un uomo, ed ognuno poteva gli i suoi pensieri e indovinare i suoi risposti. Quando gli facevano una domanda, pure innanzi da Bribucca. Si chiama Giacomino, ma la gente lo conosceva per Giacomino di Cristallo. E lui lì, per la sua sincerità e ascoltai di tutti i dintani gentili. A Dolomanno, in questo paese, alzese al governo un dittatore crudele. E cominciasi un tempo di prepotenza, di ingiustizia e pualtà per lo popolo. Casi provava a aprire bocca, lo facevano sparire nella cassingiale. Casi ribidà era fusilato. Li poveri erano trattati male a beddo, schicciati e manciulati in mille maniere. La gente li toccava di cagliarsi e patì morire di conseguenze. Ma Giacomino non podia cagliare. Finché si non aprì la bocca, li pensieri suoi, fai danni paiddo. Era chiaro chiaro e tutti potevano leggergli in fronte i pensieri di fastidio e di condanna per le ingiustizie e le violenze di chi so sciaurato tirano. Alla fusto da poi, la gente si ripeteva i pensieri di Giacomino e gli durrà la speranza. Lo tirano vesi punì in prigione a Giacomino di Cristallo e il dinese di gli taccillo la prigione più buia. Ma tanto succedisse una cosa meravigliosa. I muri della galera, onde era chiuso Giacomino, diventesero chiari chiari vinceidi. E dopo di questi pure i muri della prigione. E alla fine finse i muri di fuori. La gente, passando che a culto, vide Giacomino posato in un banchettedo, come che ancora la prigione fosse stata di cristallo, e seguì a leggere i suoi pensieri.
A di notte la prigione mandà chi sta luci bedda e lo tirano in suo palazzo visiterà tutti i tindini per non vederla. Ma non li riuscì di da sonno lo mattessi. Giacomino di Cristaldo, mancare in cateni, era più forte di Iddo, perché la eritai è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa di la di, più potente di una tempistai. Questo è il mio racconto preferito. Bisognerebbe chiarire perché favole al telefono, quindi prima Gianni Rodari e poi la traduzione. Cosa voleva intendere? Allora, favole al telefono, lui le ha impostate così perché, non so, probabilmente prese dalle sue esperienze personali, ma comunque lui fa riferimento a questo ragioniere di Varese che, essendo un commesso viaggiatore, viaggia, e la famiglia è lontana. E la figlia del ragioniere di Varese vuole la favola prima di addormentarsi, è abituata così e quindi non si addormenta assolutamente senza la favola. Pertanto cosa faceva? Ovunque si trovasse, a una certa ora, prendeva i gettoni, faceva la telefonata e raccontava una storia, una favola inventata alla figlia che allora poteva prendere sonno. Queste storie però erano ovviamente tutte diverse, tutte inventate. E dice anche così Gianni Rodari. Anche all'epoca, adesso non esiste più, ma stiamo parlando degli anni 60, all'epoca anche le centraliniste che potevano comunque smistare le chiamate, sentivano le chiamate, tutte si zittivano, si fermavano perché volevano ascoltare tutte queste favole che piacevano anche a loro e probabilmente le avrebbe fatte addormentare più lietamente anche a loro. Questo sarà. C'è una che voglio leggere e voglio dedicare a una persona qui presente. Allora, questa la voglio dedicare ai bambini, a Maria Paola e ai suoi bambini. A Fadissili Voli. C'era una volta una steddareda che si chiama Cappucceddu Grogu. No, Ruio. Ah, emmo, Cappucceddu Ruio. La mamma la chiamesi e gli disi, mio Cappucceddu Eldi. Noni, Ruio. Ah, emmo, Ruio. Andando mamma Brandana a portargli questi cogli di pomo. No, noni. Andando mia nanna a portargli questo cocculetto. Andabè. La stedda andesi lo busco e intuppesi una giraffa. Sei vendo un imbulio, intuppesi un lupo, no una giraffa. E lo lupo preguntesi, quanto facci sei parotto? Cacchio mai. Lupo preguntesi, onde sei andendi? Ah, hai ragione. E Cappucceddu Nieddu rispondisi, Cappucceddu Ruio. Emo, rispondisi. So cadendo ero mercato a comparare matta. Ma manco passogno. Ando nella mia nana che malatedda, ma non so con di passà. Giusto. E Luca Baddu disi, Cari Baddu, era un lupo. È vero, le disi. Pida la corriera numero 75, là di... Fala la piazza di La Ieja. Pida mani dritta, araia gatta 3 scalini e un saldereddo in tarra. La castali scalini, pidati l'udinareddo e anda a compararti una ciulinga. Minna, non li sai contare i voli tu. Ti li fa di tutti. Allora la ciulinga me la compari giro mattessi, Andà beh, mi lo soldareddo. E lo minnanno torese e gli lo giornali. Da precisare che ciulinga non è un termine italiano. No, ma da dove deriva secondo te ciulinga? Chewing gum probabilmente, esatto. Chewing gum è americano, è yankee. Però c'è chi dice ciulinga, c'è chi dice chewing gum, ma ciulinga viene sicuramente da chewing gum. Sì, ma ci comprendiamo. Chi sta di la ciulinga me l'ha inghiettata, me l'ha indicata Emilio Areso che di Palau. A Palau dicono così. Noi diciamo cingomma. L'ho voluto accontentare effettivamente, ma comunque ci si capisce lo stesso. No, in realtà è Palaeso, però esulano di Maddalena. La Maddalena si dice ciulinga. Poi i Palaesi l'hanno adottato da poi. Siete chi dalla di Rio. Senti proprio chi. Allora, per chiudere mi piacerebbe fare una cosa.
Allora, l'ultima storiellina, che è brevissima, che è anche l'ultima della raccolta di favole al telefono, secondo me un messaggio di speranza, insomma, che Gianni Rodari vuole rivolgere a tutti quanti. Ho pensato che sarebbe stato più appropriato che a leggerla fosse un giovane, una giovane. Ho in mente anche chi. Però pensavo di fare questo. Siccome secondo me merita, io la vorrei leggere in italiano dal libro originale e poi immediatamente dopo leggerà Maddalena. Chiedo soltanto una cosa, un po' di silenzio e di raccoglimento, perché per la lettura del gallurese Maddalena ha bisogno di concentrarsi un pochettino. Quindi passiamo alla lettura di Storia universale. In principio la terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella fatica. Per passare i fiumi non c'erano i ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano i palloni. Mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, 0 via 0 e basta. C'erano solo gli uomini, con 2 braccia per lavorare, e gli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti. Prego Maddalena. Storia universali. A Rucumencio la terra era tutta sbagliata. A Turrallo un poco meddu, stessi una bedda strampita. Pa passarci l'irri, non verano i ponti, non verano i semiti, palsali i monti. Dio li pusà, manco l'umbra di una catrea. Eri caschendi palu sonnu, non esiste a letto. Pa non pungissi i piedi, e ne calzari e ne botti longhi. Si due di poco, non agattai spicchietti. Pa fa una partita, non vera palloni. Manca la pinghiatta e lo fuoco pa cucire i maccheroni. Anzi, a figlio la bè, non vera manco la pasta. Non vera nudda di nudda. 0 con 0 e basta puro. Verani solo l'omini, con i bracci pa trabaddà. E agli sbagli più manni si pudia rimedià. Di curiglini, però, ni fermani ancora tanti. Pesetevi nelle mani che io, chi vedi fa pa tutti i canti. Grazie. La conclusione è questa: viva Gianni Rodari, speriamo che il suo messaggio viva a lungo, viva il gallurese, speriamo di poter contribuire a tutte le lingue minoritarie. Vabbè, però noi qui ci occupiamo prevalentemente di questo, cercare di riempire questi spazi che sono lasciati, perché la letteratura gallurese non è moltissima. Non pretendo che si parli di letteratura in queste traduzioni, sono dei piccoli lavori però che nel loro piccolo vorrebbero contribuire a sensibilizzare circa la cultura, la lingua, le tradizioni del territorio, del gallurese, e dare la dignità che merita. Ecco, questo sì. E quindi anche le scuole potrebbero adottarlo. Le scuole potrebbero adottarlo, sarebbe una cosa bellissima, mi farebbe molto felice, soprattutto se i bambini riuscissero a godersi anche in gallurese queste favolette. Se posso ringraziare, adesso partono i ringraziamenti, perché ce le ho proprio che mi scappano, perché per me sono soddisfazioni immense, come potete immaginare. Per poter realizzare questa cosa io ovviamente ho dovuto chiedere del tempo alla mia famiglia, che ho dovuto sottrarre, giocoforza, ho dovuto chiedere l'aiuto di chi ha gli strumenti professionali per poter realizzare prodotti editoriali di questo tipo, e quindi ringrazio Dario, ringrazio la mia famiglia, ringrazio gli amici e i colleghi
che mi hanno comunque veramente espresso e dimostrato stima e affetto, e li ringrazio tantissimo, quelli presenti e anche quelli che non sono potuti venire, ma che comunque mi hanno fatto sentire la loro vicinanza lo stesso. Ringrazio Alessandro Mazzullo, che è stato molto disponibile con me, ci ha lietato con la sua musica bellissima, Simone Sanna per le sue illustrazioni, che sono delle piccole perle, ma sono bellissime. Io le trovo che siano veramente molto carine, che adatte a questo genere di testo. La biblioteca e tutta l'equipe della biblioteca, l'amministrazione comunale, sempre e comunque. E niente, buon Gianni Rodari a tutti. Sì, è possibile rivedere la trasmissione attraverso il link sul canale YouTube, sì, andrà riversata anche su YouTube. Non è riversata, è andata in diretta, quindi sarà trasmessa. Sarà sempre lì. È registrata. Buona serata a tutti, grazie a tutti.